state. Raffaele Padrone, vice segretario UGL di Polizia. Allora, come possiamo inserire la questione polizia in questa, diciamo, diatriba, no? Sicurezza, contro sicurezza? Voi stessi vi state lamentando per la mancanza di uomini, ma soprattutto perché oramai gli uomini sono sfiniti, sono arrivati a fine corsa. Sì, sono arrivati a fine corsa. Lei prima nella premessa di apertura del telegiornale ha fatto un po', ha dato la notizia così in maniera, diciamo, goliardica, però in effetti, direttore, lei ha centrato quello dell'argomento. Purtroppo lei sa benissimo come abbiamo le mani legate nel momento dell'intervento, non solo davanti al magistrato perché si va a rispondere, ma anche non possiamo certo dire compratevi le armi, tanto il porto d'armi non ve lo danno, questo è poco ma sicuro, addirittura il prefetto... Si arriverà. Ma si arriverà, si arriverà, Padrone, si arriverà, se voi siete sempre di meno. Noi siamo 23.000 in meno. Posso aspettare che ci sia una volante che controlla la provincia e una... Ma guardi, l'altro giorno è stato detto in Consiglio Comunale, Comunale, lei avrà seguito sicuramente, il sindaco anche Ciriani è intervenuto su questo argomento. Certo. Perché siamo ridotti all'osso, io da anni che lo dico, ma come da ultimi mesi lo sto raccontando, guardate e credete, direttore, con lei ci parlo anche fuori del TG, il problema è veramente reale, il problema reale a Pordenone è che a volte non riusciamo a garantire un'autovettura, ma questo anche i carabinieri, il problema, cioè non è che i carabinieri stiano meglio, anzi una collaborazione adesso con i vigili urbani da quando c'è questa amministrazione comunale che non c'è stata fino ad ora, addirittura anche loro riescono a fare gli arresti, cosa che non potevano fare prima. Ma il problema non è questo, il problema è che Pordenone ormai è una provincia dimenticata, cari signori, cari telespettatori, è dimenticata al Ministero. Adesso noi abbiamo fatto un'azione promossa anche da questi studi, se lei si ricorda tempo fa, io dicevo, invece noi di andare aggregati in giro per l'Italia, ma perché il Ministero non aggrega a Pordenone? Ci sono tante persone, direttore, che hanno fatto domanda per venire a Pordenone, adesso sembrerebbe, lo dico perché la certezza anche dei colleghi, i colleghi mi stanno chiamando, sai che ci stanno chiamando al Ministero se vogliamo essere aggregati a Pordenone gratis, per venire un po' a Pordenone. È chiaro che chi ha famiglia, che è distante, dirà sicuramente sì, ma poi sarà sempre una goccia di un mare. Bene, vedremo a vedere di riempire questo mare. Raffaele Padrone, grazie, vice segretario della Polizia di Stato, per farvi capire il paese.